Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti gli amici di Cosas Bellas che questa puntata di oggi si portava su un luogo d'oro in zona de Coros, in Sabidda de Ossi, che conta già 5.600 abitatori e noi siamo ai Nantisi di Vilicresia, di Sant'Ubertolo, su Sant'Amparadori de Ossi, ma noi ci punti a Trascresias Bellas, c'è cosa di Santa Vittoria, cosa di San Gruci Santa, ogni festa d'ogni anno. E dunque se vengo su noi può conosci un museo che ha appena aperto via Serrao già ai 7 anni, su tanto detto prima nel 2007 e poi è tornato a vestire a Pillo, poi fai conosci tutte le cose belle che ci avuto studiare secondo in un museo etnografico, ma conta pure tutta questa zona archeologica, non scetti de Ossi, ma di tutta questa zona storica. Dunque, in moi andai andessa assessora a cultura Maria Laura Serra e poi su direttore e tutto del suo museo, ad accompagnare, poi si fa conoscere tutti i tratti che furono studiati su Gunisainto, che nati tornavo a Bogai a Pillo, poi questa cosa di importo umano, ma manno di adero si canti torrao a operri noi sul museo etnografico. Dunque andavo a desassessore e poi usa conosci impari questo bello luogo de Ossi. Andavo. Questo bello palazzo è su Barone, a Ici Sizzerri era questo luogo, e tornavo a operri sul museo etnografico, una cosa di importo umano di adero, no, assessora? Benvenuti a Ossi, sono molto contenta di poter fare con voi di questo progetto che l'amministrazione comunale intende di giocare innanzi e questo palazzo è stato aperto dai Pasquale Rubino, sindaco di Ossi nel 2007, da poi è stato serrato e con questa amministrazione noi stiamo intendendo di giocare innanzi un progetto culturale molto importante che riguarda appunto sul museo. Bene, dunque l'assessore Maria Laura Serra pregiata a me, dopo 7 anni mi pare che aveva serrato questo luogo della cultura, che è importo umano, non solo per la vita dei Ossi, ma io penso per tutta questa zona del suo luogo d'oro e Coros, perché noi ci abbiamo tutto il strasto, le sfaine antiche di tutta questa zona, il traballo del suo sarto, del suo lavoro e tutto quanto. Sì, appunto stiamo intendendo di fare in modo che tutta la zona dei Ossi, questa archeologia, questa tradizione si congiunga in un polo che è questo palazzo baronale, che per questa amministrazione è molto importante. Vada finalmente un progetto inviato al suo ministero appunto però mezzorare questo chieste sul museo del suo comune de Ossi, questo aiuto del suo sindaco e del suo direttore del suo museo Bainzu Cuccu. E proprio quando Bainzu Cuccu devo appandare in moi, perché adesso mi mostrai tutte le cose che finalmente l'assessora Maria Laura Serra, museo etnografico, museo archeologico e tutto quanto, dunque siamo sapere queste cose di spanto che si contano a vita antica ma di importo umano, poi ci ricomenti se us arrivavo ai fainas de oggi. Dunque grazie all'assessora. Grazie a voi. Tanto auguri per questa bella impresa che hai fatto e dunque se devo andare intro, andai in giù con il suo direttore e ci cominciamo a conoscere meglio, a intro di questo bello palazzo su Barone e ta studianta di cose belle de Ossi. Andiamo. E già i scetti sa bellezza di questo palazzo baronale è una cosa di incanto. Saluti a Baingiu Cuccu, direttori di questo luogo bello che è tornato a Bogai in Pesi, poi da Via Serrao. Quant'anni fu a Serrao questo luogo? Fu serrato già 7 anni. 7 anni, so. E dunque se noi
è tornato a Bivi, è una cosa di adero su de importumanno che hai fatto vosotros su comune mi pare de Ossia, no? Sì, su Palatto è su comune, quindi certo. è su comune che è già il tutto. Ecco, dopo questo palazzo di adero bello antico del su 1600, no? Molto del su 1600, il domo più importante, desomine più importante del su paese. Poi tu sei in Palazzo Baronali, ma a Nessa Berilari ci diventa non scetti. Sì, che va passato un centemeta, poi è stata su Babai a Sabine, però sicuramente su ad Appide Puru non sa proprietà di cacchi nobile. Forse su 600 che hanno tanti edificati, fiata di cacchi con nobili. E dunque, vai in gioco, devo tornare un pochino sigli di questa trasmissione di cose belle, è stata a ricordare che si sono attopiato un'altra volta in sul museo del Sudessingiu del Samucheo, poi stesso è direttore di questo museo, di questo museo dei noi de Ossi, museo etnografico in questo palazzo Baronali, ma altra direzione c'è tutto, altro museo pure, sì. Sì, sono direttore pure di un altro museo etnografico di Abbasanta, si chiama Metta, museo etnografico Abbasanta. Museo etnografico di Abbasanta, sì, assessore o vice sindaco? No, sono assessore della cultura e su comune dei Ittiri. Dei Ittiri, e dunque sono un sciacco mannego, come ti alza a fare a gattare questo tempo per fare ogni cosa? Già da gatta, piano piano. C'è una balla a mera, tu lavoro. Dunque, Sabaincio, cominciamo su De Foras, sì. Noi siamo già in sul magazzino a noi, questo è sul logo sì. dove ci trafficanta i zommini, no? Sa camera è caso. Sa camera collegata su rivali della campagna, direi. E infatti io mi voglio fare, prima di cominciare a bere tutta questa bella prenda che ci punti in noi, che stia in Foresa, itta de neus in Foresa, sa gente arriva da noi e comincia a castiare in sagotti, ci punti uno scanto cose esposte. Ora bisogna esempio dei carrettones, sono carrettoni che venivano imparati questa campagna, però giocare su mandico, giocare pure su animali, a trasportare su animali, ma anche a tirare pure questa cosa, quindi sa frutta, so chi fu di su risultati sui rivali di campagna. Bada però un carrettone importantemente che è uno dei suoi primi carrettoni pro sa raccolta di mondesta in Sicilia. È un carrettone antico meta e bevuto un uomo che passa a presa a carrella con questo carrettone e retira da sa. Trenava a Burrico, a Boi, come ti viene? A Burrico. Bette sa ganzo però su Burrico e su poi passi a sa carrella a pulire e a ritirare. Siamo già in su noi 100. Sì, siamo sul primo adesso noi 100, quindi non vai a macchina a meta, quindi sommi andai con quel carrettone a pé. Dunque, tu e tutto da Susatto a Sadommo e in questo magazzino c'è di adero, soprattutto questo su traballo, tutto i strastus può traballare e sfainas adesso l'ori e tutto canto. Cominciamo su del subino, sì. E tutto tenesi, te sei agattao. Badenare no che bada, tutto sul museo più di 770 pezzi. Quindi sono tutto donato, tutto registrato, come sono fatte sulla catalogazione, giusta, però l'aereo tutto. E poi devo fare un catalogo per testimoniare in mezzo. Il no che bette su Tripaglio che è collegato direttamente a Somine in campagna, che bette su Inu, bette su Gasu, e quindi sa partoristica, sa agricoltura, e poi bette pure su Soz. So pezzo più importante in nove sono che sono fatti in linea e cioè che sono sempre più antico di questo fatto in ferro, come ad esempio so Coinzoloso che veniva impreato pro accogliere sua però veniva impreato pure pro accogliere altra cosa, però su tempo di sa binnenna su Coinzolo e fu su braccio dentro dei uomini che dobbiamo fare dobbiamo accogliere sa ua. Poi bada sa voce di prosegare, questa è appena più moderna, però bisogna di besciottiposo. E poi bisogna sa cubasa. Prima di ponere su in sa cuba, veniva travagliato in sa suppressa. Certo. Questa è una suppressa manuale, che è un meccanismo fatto del ferro che... C'è una cosa moderna, prima tu facevi con i spesa, no? Esatto. Dunque se sei a ribaudo. Esatto, però questo serve da voi. Dopo sa voi veniva a portare sull'acqua, veniva catticata, quindi su russo si travaglia a gara. Voi sul Bapanzea volevo trippiare dunque tu poni niente a pressa, no? No, non poteva essere presa, che doveva essere conquistato tutto, non poteva
pensare di avere qualche litro di certo. quindi viene imparato culto e viene chizzata in addirittura con culta pressa si paghiata su sabato che vudi so rimasuglio dessa suppressata aggiunta a bagata e fudi eravamo su vino novello dei Como quindi qualcuno che era buffato subito così no poi non si via. E dunque questo è sul mondo del subino, sul traballo del subino. E invece in questo caso è tradotto da in questo caso abbiamo su tanto esempio dell'aviolo che si via da produrre su latte e poi fai su caso e poi in lì ha una punta di testa. No, binata in ramine, binata in ferro, binata di tanto tipo. Noi eravamo prima si rame sempre a metà, non corta a metà, come invece è diventato uomo su ramine corta più del su ferro, esatto. Però binate di pesce tipo a seconda ordine poi si va su regotto e poi su ultimo su Savanza, noi eravamo su Sagiotta, bene adatto all'animale. Abbiamo pure una serie di bidones che serviamo per trasportare sul latte e poi abbiamo su un macchinario che serviva per chizzare su caso, per lo fare compatto, oppure per fare una pressa e tutto. Una pressa minore da una pressa minore da però che fare pure su caso. Allora, bene. E poi tenevo invece sul mondo del soldo, sul traballo del soldo. Poi tutta questa zona, tutta questa zona del Sucoros, si traballa mera sotto, ci punti mera logos che appunto città dell'olio, Ittiri, Estuno, ma altro su in noi pure, tutta questa zona. E Uri e tutto, mi pare. Caso in zona collinare se bisogna adatta a me la soltipazione del Solia. E quindi eravamo di bada. E dunque se noi sul traballo poi farina del soldo t'accesi una verda. Esatto, abbiamo una verda per stare sul solia, però abbiamo il suo contenitore originale che sono di fine settimento, abbiamo sicuro sa tazza, sa manna proprio so travaso, so che poi sul soldo che era pure questa volta lo filtraia, e quindi che era travasato. Quindi abbiamo tutta questa serie di oggetti che servivano però procedurali da voi del soldo, che noi sa pressa non belle. E questa scultura c'è tipo bellezza o sì, no, questa è stata uno zinnibile este. Sì, no, questa è stata donata, è una reghina che è stata trivagliata da un artigiano. È una reghina di una ide. C'è tipo bellezza, sì. E invece se questo questo deve portare in suso, a suso denesi, tutto saposeto fa su pani, no? Sa domme su pani, ma de suso non questionavo su dopo, perché in moi mi piace in me da fare biri, che si sigli in domo, tutto questo strasto, questa bella cosa che ci punti in sa stalla. Sì, e che voi su Sagentina avuto collegata direttamente a si installa sull'animale, se chi voi su Valtore o su massaggio andai da campagna con questo animale. In cui ci punti tutto queste cose, po' addus, po' molentedus, po' abbiamo su murrale, sa sedda, belle pure qualche cosa per su cazziatore, che poi magari che andano nella campagna andano a botta a giocare su fucile e giocano sa busciacca propone su animali che le aiano, su puzzone soprattutto, no? Non animale manno. E quindi tutto questo questa attrezzatura è originale da inizio del secolo e tuttora qualcuno basate ancora l'impresa da questa attrezzatura che va da certa binza che è ancora trivagliata con su olio e con su caldo, che ma sull'altro non barribi che è il tralamala. Dunque, questo museo a noi sapere di questo rao vero che mette un nao, è proprio mo vi ha serrato 7 anni, ma è nasce sul 2007, dunque è una bella storia, attento, e poi questo tutta questa zona, non c'è tipo questa bidda de ossi, no? Sì, no, tanto sul museo minoreddo, tra virgolette, minoreddo di struttura, ma manno del ragionamento, sono importanti per i territori, che questo soggetto non possono essere esposti su grandi musei. Quindi se non viene fatta abitare in questa struttura, questa memoria si può perdere. Quindi questo serve a narrare i vumi noi il suo passato. E come siamo arrivati a ciò che siamo su di nostra.
E questa è una cosa di importo, perché di adesso, per presto, nascamente poi giovani, gli studenti di scuola, se tutto canto, abbiamo di adesso su commenti si traballia prima e commenti invece si usa ribausa e tecnologia sa de oggi, ma sa fatica che va di assomini, e sai aiuto nostro, dunque manco troppo tempo passau, e tutto il faina che fa con i strastus che vi uso in noi in esposizioni. Questo museo in noi, tu sei sul direttorio, no? Ma è gestito da una cooperativa, da un gruppo di lavoro? Come è gestito da una cooperativa, si chiama Pegaso, ed è una cooperativa di Ossi. Questa cooperativa però bette pure, oltre sul museo, bette su sala archeologica. Sull'ultimo piano di questo museo bette un ufficio, non è bisogno pure su miniatura del sito archeologico di Ossi, che dobbiamo aumentare che sono tra la più bella, che bisogna setta domo de Gianas, che sono pitturata, che sono colpita, che sono meta importante per questo che sul storia prenuragica di Sardegna. E bette un ufficio da cui parte la visita guidata, quindi su turista che rebbe o su visitatore vede sul museo e poi all'ultimo piano potete prenotare per andare a vedere questa bella dunque sarà tutto testimonia archeologica su periodo nuragico e tutto canto in questo aposento desuso sull'ultimo piano, sul terzo piano, no? E ci vuoi tu andato dopo De Giana, ci vuoi in Nuragi, si sta tutto il Nuragi, noi vada pure un Nuraghe intro Saida, un Nuraghe Manotorre intro Saida, quindi in questo luogo, soprattutto il Sugoros, vede una manna percentuale di concentrazione del Domus de Gianas, quindi che in passato bagliata un'attività di comunità meda frequentata, che tra Itri, Ossi, Ploaghe e Florinas, in questo paese vada tantissimo a Domus de Gianas. Dunque, c'è pure un laboratorio, no? Poi spicciocchetti, che vengono in noi, di sfaresi, che hanno un gioco, che hanno una cosa, poi cominciare a conoscere meglio su tutto sui logos, sui laccanas di questa zona, come ti funziona? Sì, no, tu sul museo non abbiamo soprattutto per la scuola, per il pistino quanto sono nato tu e Sara, e un laboratorio che ti fa fare trivaglio su minore donaramo questa tessitura su trivaglio del suo caso, quindi vai a comprendere come si va via, da come sul processo di gasificazione, ma bisogna pure sul laboratorio di archeologia, una modalità per far comprendere come si deve chiccare questa cosa, e quindi sul trivaglio umano che bette ad esempio della figura dell'archeologo, e narramo che può essere una cosa stimolante pure per il pizzino che copre in un mondo che non viene insegnato per un luogo, sa scuola o in altro luogo. Un'altra cosa che ti volevo domandare è questa, ma posato su noi, che io siamo aperto de vago giusto in questo tempo, questo museo, pensai si deve fare in uso a trascosa tipo multimediale e tutto canto, o a tutta radice analogico, una rausa? Esatto, no, è un progetto umano del suo comune che ti deve realizzare una postazione su cui la gente può vedere in 3D tutto il sito, che è un problema, nel senso che il sito archeologico non è accessibile a tutti. Certo. Questo tempo dobbiamo pensare a chi non può fare, una persona manna, una persona che non può camminare o chi non si può muovere più di tanto. E tanto questa postazione serve a fare vedere per questa persona ite bade, questa campagna in un sito archeologico. Eppure altra cosa, quindi è un servizio che diventa da completo, quindi poi a vedere tutto sul museo, sul sito, ma pure altra cosa di Ossi e quindi del suo territorio. Bene, dunque un'altra cosa è se questione del soprano, di questo palazzo, baronali, ma in noi, in suo primo piano, ci punti altre cose belle dei biri, dunque esatto, sì. Ma voglio andare in cuni secondo, potevo andare? Andavo sul pari. Beh, già questo è un altro luogo bello ed espanto, perché ci punti studiare proprio tutte le cose, si sfaina, si sta su delle botteghe. Questa è la batteria, no? Sì, questo è del suo cazzolaggio, chiamiamo. Il suo cazzolaggio con tutta questa attrezzatura, che sono interessanti, che voi furono di rivaglio sbagliare una camera minoretta, che poi sul luogo di rivaglio fu questo. Questo banchetto e su sestitosi. Certo.
sono attrezzi pure con tutto culto e noi con tutto questa cosa adesso che si fa essa botta, la sa aggiustare. Certo. Magari prima abbiamo giusto traballando a domo, sa tanto una corredetto, potrà ballare, poi si va in bottega. Ma in noi ci punti già differenti bottega, c'è questa adesso Verreri, con questo bello vodde che si ricorda su trasto che serviva da poi callentai su ferro, e traballai su ferro. Sì, noi abbiamo su Castolaggio, su Frai Lazzu e su Maestra Ascia. E dunque su Fusteri, su Maestrellinna. Esatto. E noi manteniamo sul banchetto originale. Questo di onde ti si bocao, la ricorda? No, questo non ha donato un uomo che ha travagliato per tanti anni con questa attrezzatura, poi l'ha giocata e poi l'ha donata che hanno sul museo e sta bello. Noi ammettiamo che dobbiamo ammettere che tutta questa cosa che noi diamo in noi quasi tutto donazione della popolazione di Ossi. Bella quindi, questa cosa. Hanno tutto deciso, quindi una grande partecipazione della gente. Bella. E l'ultima che non si è donato è un'altra partecipazione di rivaglio del Castolaggio. Con un'altra narramo su qualche altra testimonianza, come ad esempio noi che abbiamo sull'attrezzatura che in pratica quasi sempre tipo usa Zula, poi su buco, sa tudda, sa forma prosa botta, se no bette su pizzino. E narramo a misura a funi, come te narri. Non abbiamo tutto a misura a pezzi però più o meno siano de uomini e de femmine, mio ci sono differenti qualità. Bene, e dunque questo è l'apposento dei straballi, dei fainas differenti. Noi c'è una bella mola, poi accuzzare dottor Ferro su una bella mola di vedra, quindi di vedra, dunque è bella. Ma in questo brano su Palazzo Baronali è un audio su 1600, la prima metà o la seconda metà del 600, quando è che tante difficoltà? Del suo primo, del suo 600. E dunque in questo bello logo ci punti uno scatto apposento, mi pare 7-8 apposento. Sì, binata 8. 8 apposento, sono tutto ben organizzato, con un sciacquumane cosa de biri, e dunque sa di adero sul moi, visto che tanto tornavo a Verri, questo logo è adesso bello, che tutta questa zona noi, dei Ossi, del logo d'oro, Coros e tutto canto, venessi in spiccioccheddus, si può prenotare, può cominciare, e dunque a prenotare i visita si può bene in noi e conoscere tutta questa bella sfaina antica. C'è un bel apposento in noi che è organizzato bene, da 11 punti un vago gioco, ma su triage, dunque su traballo dei femmine, se passenti sul mondo dei uomini, a gusto dei femmine con suo triage, no? Ci diventa meta a noi in Ossi triage? No, binai a meta, come tutti sono paesi della zona, come Ploaghe, come Biddano a Monteleone, Itti, Osilo, fu di un luogo che si fa a meta tribali su Salsidura, soprattutto su dell'azzo orizzontale, che si fa. Certo. E si fa a Saccovetta, si fa a tutto sa parte che si è avviata prosadoma, quindi su asciugamano, sottelo di supane, sottelo pro sagunghina pure. Altre cose in questo apposento italiano, una famiglia, no? Questa famiglia sì, abbiamo su mobile che fu un caratteristico di questo periodo, come sa credenza, che noi abbiamo tutto so piatto, sa tazzina, sa cosa narramo su. La macchina di cucire, una macchina di cucire. E ci sono spuro, poi festa, no? Fisarmonica, organizzo, sì, bada pure qualche attrezzatura in certa domo bivuti pro suonare, e poi qualche gioco pro su pizzino, come ad esempio su monopattino, viviamo elettrico, prima fu del pilgare su e fatto dell'inna, quindi fu più pesante. E giochittello su dei picciocchetti, fatto su un linna, un ferro, su circo de ferro, poi giocai e tutto canto. E poi invece si intrauso in Sapposete Croccai, dunque con Sapposete Croccai stanze letto, narauso, c'è stato un bello letto, un ferro antico, questo bello di aereo, ma avevo famiglia ricca o vi hanno dato il letto su prima? Come no, già binai a me del letto gai, diciamo sul letto è vero e fu di alto meta, come si impreia in cui fino a Ghento e la prima meta di noi Ghento. E in
cue, poi in questa camera abbiamo su braceri. Su braceri. Che si deve caldire. E in cui c'è una bella cuppa, ma poi c'è tutto un trasso può asciugare questa roba, no? Si pone ad anguni, dunque esatto, si deve a proteggere sul fuoco, ma pure però può asciugare questa roba che andrà a sciacquaianta. E poi ho visto uno scanto ferro de prenciai, ma una cosa che mi piace in me è questa grove in manna, che i testi, questo un braccoletto. Una caniltra manna, che il preiano senza botta non bevuti sul letto per pizzino, so poneva so cuscino in cui e su pizzino ti ha introdotto la caniltra. Ah, bene. E poi un'altra cosa bella è che c'è una bottiglia con tozzadora, con tutto vestiti de femmine e de uomini, dunque è tutto vestimenta antica de birra, che appunto ti ha reso un'altra delle cose de ispanto umano che ci punti in noi pure in tutta questa zona noi sabberitati i costumi antichi sono diventati adero bello metro, ballavo su mera, va bene, con attenzione, tutta ricca mouse e tutto canto. Sì, beh, la tradizione noi delle abbattimenti tradizionali funi soprattutto sul ricamo che viene fatta questa varia parte del suo costume. Tanto lo conosciamo su costume delle proaghe, dei ittiri, dei ossi, sul logo d'oro. Bene. Dunque, noi ci punti, sono su Gunis in questo aposento, poi noi, come tutta questa zona, si balla a mera, poi festa, poi noi ci punti diversa festa, Santa Vittoria e a Tossanto, su Sant'Amparatori di noi, San Bartolomeo. E dunque, mera festa, se non so tutto si è venuto 40 anni con trasmissioni di Sardegna in festa e tutto canto. E poco spacciai cose di questo brano, perché come un now in Susu, si già contato che ci punta tutte cose sul mondo, di archeologia, testimonianze antiche e tutto canto. Ma in noi c'è un altro aposento che è tutto un mondo dei femmine. Sì. Ah no. Traballo umano, ma scetti cose che scinti bene e scianta le femmine antiche. Dunque, si conta di questo aposento. Sì, qui eravamo su questo aposento che vuole il territorio delle femmine, noi si va a Subani, quindi tutto l'attrezzo proprio a Subani, sulle brere, noi veniamo apposta sabarina e trivagliata, poi bisogna tutto la caniltrella che si viene a voi, però il terra subane, bada pure riproduzione delle duches e dei pane, come su pane con la cola, che è tipico di questa zona, fatta in un materiale che assume dà un'idea di come è fatto su cultivare. E poi varie strege venu, ogni cosa antica che lavorava a Bogai a Pillu, che serviva per contare come ti fianti si apposentano densando, come ti fianti a dome suvani. Esatto. A dome suvani, a dome dei drucci, se dunque si tutto sul mondo dei femmine che conosciano, tutte queste belle cose, avviando le cose della tradizione, manna, dunque, poi ti devi ciocchedo, se si inizierà in tachizzi, i spippia si può atturare a castiare, i femmine manna, che va diventa suvani, dunque a paga un paraiante se settore. Sì, gli italiani in cui a Badaian, anzi, come incominciano a poter muovere bene a mano, se lo ponevano a trivagliare, quindi sono già avviato. Dunque, io su scarescio una cosa, ho contato abbiamo veduto tutto il nome. Ho visto tutto, su sono questionato, in bacio del questionario, io ho visto bene Sagotti, Manna, con tutte le cose che si raccontava lui, e dunque se non potevo serrare questa questa puntata di oggi, cosa bella si è registrata in noi, in Ossi, in questo bello palazzo dei baronali e dei serrentaici, ma non scevo su bene questa storia di adesso su complicata, perché vive una famiglia in noi, fino a quando viviamo a noi, ti ricordo. Prima a metà del suo neghetto. Poi questo palazzo da comprare l'amministrazione comunale è già fatto. In Basciu si dava di obbiri pago, questo è un apposento a un diventi l'amministrazione tutto, il coia e tutto canto. C'è una cosa bella del birra, ma da bieso, pago tanti po' si va a comprendere come è fatto questo palazzo e poi questo che io vi un oso in questo prano in esposizioni, dunque si è convitato di avere tutto tutto basicamente i giovani, i scuola, e di avere su tempo umano, conosci sfaina, che vediamo in tempo antico, su può dire di avere su come te tra ballaia, come ti piace fatica manna, in
in aposentos, in bottegas, in susatto e tutto canto. Dunque ed è importante a bene a conoscere questo luogo. E dunque devo dare grazie a Baingiu e a tutti i componenti della cooperativa che si seria, come demandavo? Pegaso, dunque da tutti i traballatori di questa cooperativa. E i amici di questa nostra televisione, di questa identità, si fa piacere, questa puntata venidora ad fare bere un'altra faina, sempre una botteghetta, poi te andare in Planargia, dunque del Gudoro e Coroso, spostato in Planargia, e c'è una diadero su una botteghetta piccola e dedda che è stata su Ferreri, ma tutta organizzata bene, e in cui si fa dire, non c'è su ferro, ma sa cultura musicale, dei cantus, a traggio, infatti c'è su traggio, Billia, Murone e tutto canto. Dunque si fa piacere e si vede su un tre snuraghe, se può conoscere questa botteghetta e poi intendi pure su canto a traggio dei tre snuraghe. Se dunque grazie a Baingiu Cucco, grazie a tutti quelli che traballano in noi in questo luogo bello e grazie a Posatro che ha tutta questa pazienza di Sesicheri di ogni gira. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, le regionali 22-2018, articolo 22.